Leggeremo in Matteo capitolo 15, dal verso 29. Matteo 15, dal verso 29 fino al verso 39 che conclude il capitolo. Amen, l'avete trovato? Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Partito di là, Gesù venne presso il mar di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù. Egli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano, e diede gloria al Dio di Israele. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa folla, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per via. I discepoli gli dissero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla? E Gesù disse loro: quanti pani avete? Essi risposero: 7 e pochi pescetti. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli, e i discepoli alle folle. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E Gesù, dopo aver congedato la folla, salì nella barca e andò al paese di Magadan. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. L'episodio che abbiamo appena letto è la seconda moltiplicazione dei pani. C'era stata una prima moltiplicazione dei pani e tutto quello che è accaduto nella seconda moltiplicazione dei pani è accaduto nella prima moltiplicazione dei pani. È come un ripetersi di una certa situazione, di una certa difficoltà. Al capitolo 14, al versetto 13, è proprio descritta la prima moltiplicazione dei pani. E do un accenno nella lettura proprio per farvi capire, per capire insieme, no? Che il contesto non è così diverso, ma per renderci anche conto che i discepoli, trovandosi nella stessa situazione, si comportano sempre nella stessa situazione, non imparano nulla. Leggendo la prima moltiplicazione dei pani, capitolo 14, verso 13, udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle saputolo lo seguirono ai piedi della città. Egli, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Stessa situazione. Facendosi serio, i suoi discepoli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto, l'ora è già passata, congeda dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Ed essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci. Nella seconda moltiplicazione, a differenza, avevano qualche pane in più, 7 pani e qualche pescetto.
ma sempre poca cosa era. Gloria al Signore. Gesù si interessa del suo popolo. Amen. Gesù si interessa di noi in modo individuale e si interessa del suo popolo in modo collettivo e generale. Gesù ama la sua Chiesa. Amen. E ha cura del suo popolo. Amen. Alleluia. Vedete la stessa situazione, sale sul monte, se ne stava seduto là, saputolo che c'era Gesù, gli portarono tutti i malati. Come dire, abbiamo bisogno che tu guarisca, che tu liberi, che tu intervieni. Amen? Abbiamo bisogno. Amen. E questa mattina possiamo dire anche noi, Signore, noi abbiamo bisogno. Amen. Sorella Susanna chiede guarigione. Gloria a Dio. Signore, c'è bisogno di questa guarigione. Vogliamo presentarla al Signore. Lasciarono gli ammalati ai piedi suoi. Noi vogliamo presentare ogni malattia, ogni difficoltà, ogni problema, ogni ansietà, ogni preoccupazione, ogni inquietudine ai piedi di Cristo. Vogliamo solo dire, noi abbiamo bisogno, Signore. Non siamo diversi da quella folla. Alleluia. Noi siamo qui davanti a te, Signore. E crediamo che tutto è possibile per chi crede. Amen. Alleluia. Gesù guarì tutti. C'erano storpi, ciechi, zoppi, muti. E Gesù li guarì tutti. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano. Signore, facci rimanere con stupore. Dobbiamo essere pieni di stupore, meravigliati dalle tue meraviglie, dai tuoi miracoli. Gloria al Signore. La gente glorificava l'Iddio di Israele. Noi non lo vogliamo glorificare il nostro Dio, non solo è di Israele, ma anche il Dio d'Italia, d'Europa e del mondo intero. È l'unico solo e vero Dio. Amen. Alleluia. Ora Gesù mostra interesse per quelle persone. Nel primo caso, nella prima moltiplicazione dei pani, i discepoli chiedono a Gesù di mandare via la gente, che vadano a mangiare. Signore, mandali via adesso. No, non se ne devono andare, non hanno bisogno di andarsene via. Fratelli, non abbiamo bisogno di andarcene via, di allontanarci per soddisfare le nostre necessità anche materiali. Chi ci soddisfa appieno è la presenza del Signore. Amen. Alla sua presenza noi troviamo soddisfazione piena, sia materiale che spirituale. Alleluia. Ora Gesù sapeva che quella gente aveva bisogno anche di mangiare. E dice, io ho pietà di questa folla. Grazie, Signore, per la tua pietà. Amen. Perché non è la pietà dell'uomo. La pietà di Dio è misericordia di Dio. Amen. E noi vogliamo dire grazie per la misericordia del Signore nei nostri confronti. Amen. Io ho pietà di questa folla, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Si interessa il Signore. Alleluia. Non pensare che Dio se ne stia là, lontano da te, e tu qui a soffrire. Non lo pensare mai. Il Signore è vicino a te, che stai soffrendo. Amen. E se tu apri il tuo cuore un attimo e volgi il tuo sguardo, non solo alle tue problematiche, ma volgi il tuo sguardo a Cristo, ti accorgi che Lui c'è ed è lì accanto a te, che sta supportando la tua fede, sta combattendo per te. Amen. E aspetta di vittoria da un momento all'altro. Gloria al Signore. Io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per via. Da un punto di vista spirituale, com'è profonda questa affermazione di Gesù.
non voglio che vengano meno per via. Abbiamo detto siamo in cammino. Il nostro cammino è spirituale. La nostra meta finale è il cielo. Ma c'è un rischio in questo cammino. Venir meno per via. E Gesù dice in modo chiaro, io non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno per via. Ogni qualvolta ci raduniamo, non è qualcosa di inutile che noi facciamo. Sei d'accordo? Amen. Frequentare la comunità è qualcosa di importante. Amen. Ogni volta che frequentiamo il culto non è il solito culto. C'è sempre qualcosa di nuovo che il Signore ci dà. Amen. Alleluia. E Dio sa che l'uomo non vive di solo pane. È vero? Ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Alleluia, questo suo parlare, questa parola che abbiamo letto, stiamo leggendo, la stiamo meditando insieme, sta cibando le anime nostre, donandoci forza nuova per continuare il nostro cammino, per continuare a credere in Lui nonostante tutto. Perciò grazie Signore, perché non ci lasci mai digiuno. Alleluia, ogni qualvolta veniamo in chiesa c'è sempre una parola per noi. Anche una briciola che cade dal cielo. Anche di quello abbiamo bisogno, perché venga dal cielo. Gloria al Signore, vedete? I discepoli rispondono. Ma la stessa cosa era accaduta già prima. E io mi sono chiesto, ma cosa hanno imparato i discepoli? E ancora io cosa imparo a volte nell'affrontare le stesse situazioni di prima? Sono così diverso da questi discepoli? No, non siamo così diversi da questi discepoli. E a volte le situazioni si ripetono perché non abbiamo capito la lezione. Non ci rendiamo conto chi è veramente il Signore. Alleluia, amen? E allora siamo lì a dire, Signore, perché ancora una volta? Ma come? Mi sembrava di essere uscito fuori, no? Da quel problema e mi ritrovo sempre con lo stesso problema. Anche da un punto di vista didattico, a scuola, parlando con gli insegnanti, no? È così. Mi sono sentito dire, non vado avanti con il programma perché non voglio che qualcuno resti indietro. Allora sono lì fermo, non vado avanti con il programma perché voglio che almeno quasi tutti siano allo stesso livello. E difatti vedevo che i miei figli hanno gli stessi compiti, la stessa lezione, ma non andate avanti con il programma. Ma mi sta spiegando le stesse cose, ma c'è un motivo. A volte il Signore ci dice sempre le stesse cose perché c'è un motivo. Vogliamo dire sì, Signore, parla perché il tuo servo ascolta, comprende e mette in pratica. Amen. Alleluia, noi abbiamo bisogno di imparare. I discepoli dissero, ma dove possiamo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così grande folla? Che pazienza, Gesù. Sembra di rivedere lo stesso film. Ma se prima avevo moltiplicato i pani, ma ve lo siete dimenticati? Vi ricordate prima, stessa situazione, presso a poco stesso numero, con 5 pani e 2 pesci. Non hanno mangiato tutti? Sì. E ne sono avanzati anche 12 ceste? Sì. E allora in questa stessa situazione Gesù farà la stessa cosa. Amen. Amen. Quanti pesci avete? Quanti pani avete? Cosa avete da dare loro? 7 pani e pochi pescetti. Allora ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci, li benedice. Ogni cosa benedetta dal Signore è qualcosa di particolare. Vero?
Qualsiasi cosa benedetta dal Signore è speciale. La tua vita benedetta dal Signore è una vita speciale. Un matrimonio benedetto dal Signore è un matrimonio unito per sempre. Gloria a Dio. Dei figli benedetti dal Signore, amen. Saranno d'aiuto poi per te anche per la vecchiaia, serviranno il Signore. La benedizione di Dio è qualcosa di fondamentale. Dio ha benedetto quei pani e quei pesci, e quei pani e quei pesci hanno sfamato 4.000 persone, senza contare le donne e i bambini. Amen. Gesù prende quei pani e li distribuisce ai discepoli. Servite. E c'era sempre pane. E il pane c'era sempre per tutti. Gloria a Dio. Com'è possibile? Il Signore fa cose incredibili. Amen. Il Signore è meraviglioso. Posso anche dirti un'altra cosa. Gesù moltiplica. Non solo unisce, ma moltiplica. Gloria a Dio. Alleluia. Per questo dicevo anche alla sorellina che studia all'università, noi facciamo la nostra parte. Mia figlia frequenterà l'università, dico, fai la tua parte, studia. Gesù moltiplicherà i tuoi sforzi, le tue forze. La parte più grossa la farà sempre il Signore, ma noi la nostra piccola parte la dobbiamo sempre fare. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Tutti mangiarono, tutti furono saziati, e dei pezzi avanzati, ancora qui, ancora in questo miracolo, avanzano dei pezzi. Gesù non dà mai a misura. Tanto vuoi, tanto hai bisogno e tanto ti do. Il Signore dà sempre di più. Amen. L'avete sperimentato? L'hai sperimentato? Il Signore dà di più. Alleluia. Sono rimasti pani, sono rimasti pesci, tutti mangiarono, furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero altri 7 panieri pieni. Possiamo dare gloria a Dio. Amen. Alleluia. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. Tutti mangiarono. Gloria al Signore. Il Signore vuol far mangiare tutti. Ogni qualvolta siamo uniti nel suo nome, alleluia, Lui vuole spezzare il pane della parola e faccelo mangiare, mangia, nutriti, gloria al Signore. È importante, è qualcosa di fondamentale confidare sempre nel Signore, Lui che moltiplica. Alleluia. Sempre detto al Signore, quando mi ha chiamato al ministero, Signore, non sono di tante parole. C'è mia moglie testimone. Non so dire tante parole, Signore, ma ti prego, fa che quello che tu mi dai mi riesca a dare. Solo questo ho avuto. Lo dico davanti a Dio e senza vergogna. Ammiro tanto quei fratelli eloquenti che parlano. Bravi loro, ma sinceramente mi rimane veramente poco. Ma 2 parole però che le sai dire da parte del Signore, quelle rimangono. Perché non sono parole tue, sono parole che vengono dal Signore. Vedi, il Signore moltiplica. Amen. Alleluia. E quante volte, pur essendo pochi, l'offerta, anche economica, l'offerta, umanamente parlando, Signore, non ci arriviamo a pagare l'affitto. Però, vero, fratello? Lui che tiene la cassa sa meglio di me. E come? Moltiplica. Gloria a Dio. Quando ero giovane anch'io tenevo la cassa, mi ricordo in chiesa, e sbagliavo sempre i conti. Quando dovevo prendere, alle volte, all'epoca c'erano le 1.000 lire, 500 lire,
10.000 lire, contarli era difficile. Per entrare il giorno devo dare la cassa per l'affitto e contavo. Ma come avevo contati prima, non già bastava, mancava. All'epoca mi ricordo l'affitto era caro, era 1 milione, le vecchie lire. Un bel locale grande avevamo. Contavo ed erano 800, 700. Poi riconto di nuovo che mi aumentavano. Poi lo dico davanti a Dio, non è una bugia. Ma arrivavano più di 1 milione, più di 1 milione. Io ho sbagliato a contarli. Misteri, non lo so. Però avevo i soldi per l'affitto. Il Signore moltiplica. Lui è buono. Lui si interessa per ogni cosa. Vogliamo avere fiducia nel Signore. Soprattutto mettere tutto ai Suoi piedi. Potremmo dire nelle Sue mani, ai Suoi piedi, davanti a Lui. Se parliamo dei Suoi piedi, ci parla di umiltà ai piedi. Signore, vogliamo stare ai Tuoi piedi, umiliati ai Tuoi piedi. Gloria a Dio, a me. E certamente Tu farai ogni cosa, più di quello che possa mai aspettarmi. Tu lo farai e ne farai ancora cose grandi, più grandi di quello che io riesca a immaginare. Perché Tu sei il Signore. Quando Tu benedici c'è la moltiplicazione, Signore. Amen. Amen. Alleluia, c'è l'unità. Questa è la cosa meravigliosa che viene dal Signore. Quando c'è divisione, fratelli, è dal nemico. Ma l'unione, l'unità, la moltiplicazione, queste vengono da Gesù. Gesù vuole unire e moltiplicare. Amen? A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo trascorrere un attimo in preghiera, ringraziando il Signore, facendo nostra anche questa parola che abbiamo ascoltato e dicendo anche: Signore, grazie. Alleluia.